mesi alla fioreria di Corso del Popolo a Mestre, la titolare ha affrontato il ladro faccia a faccia, esasperata dice: riprendiamoci la nostra città con azioni forti. Proseguono in lista di Spagna i lavori di ripristino dopo la rovinosa rottura di un tubo portante dell'acquedotto, ancora presto per la conta dei danni che comunque sono ingenti per alcuni commercianti. A 50 anni esatti dalla legge speciale per Venezia nasce il coordinamento di comitati, associazioni e personalità per riscriverla in base alle nuove esigenze della città. Un piano da 1,5 milioni di euro per contrastare gli effetti del caro energia. L'Unione Europea ha approvato i sostegni alle vetrerie di Murano. Fallito anche l'ultimo tentativo di incontro con la Regione, i medici di famiglia della FIM che proclamano lo stato di agitazione, l'attacco si va verso la sanità privata anche nella medicina territoriale. Sfrutta un gufo a Venezia per attirare i turisti e farsi pagare dei selfie con l'animale, il proprietario denunciato dai carabinieri che lo hanno liberato e messo al sicuro. Arriva la Coppa del Re su Telenord-Est, emittente del gruppo Media Nord-Est. Questa sera alle 21 la partita Osasuna Athletic Bilbao. Domani l'appuntamento con il grande classico Real Madrid-Barcellona. Buonasera, ben ritrovati, edizione veneziana dei nostri telegiornali. Dunque lo avete sentito, in primo piano ancora la cronaca con una terza spaccata in pochi mesi alla fioreria La Rosa Rossa a Mestre. La titolare ha affrontato il ladro faccia a faccia ed esasperata dice: riappropriamoci della nostra città con azioni forti. Erano le 10 di sera, la gente camminava, sono riusciti a scassare la porta con un piede di porco e quindi l'antifurto ha suonato subito, sono intervenuta anch'io subito, l'ho beccato con le piante in mano che usciva da negozio, però io cosa posso fare? Lei ha visto il ladro che stava uscendo dal suo negozio? No, dal negozio no, l'ho visto a 50 metri dal negozio. Tiziana si è trovata faccia a faccia con il ladro che aveva appena depredato la sua attività. Gli ho urlato dietro e mi sono presa le piante. Gliel'ha presa e gliel'ha strappate di mano? Sì, perché ho detto queste sono mie. Lui mi ha risposto: l'ho trovate per strada. Era una persona tutto sommato vestito bene, per bene, italianissimo. Mi è venuto anche il dubbio che la vetrina fosse divelta e tutti facessero self-service. Ma così non è stato. Il ragazzo da lei incrociato e affrontato era proprio il ladro che poco prima aveva scardinato una delle porte d'ingresso, oggi già riparata. È accaduto a Mestre sabato sera scorso, in Corso del Popolo, proprio di fronte al comando della Guardia di Finanza. La titolare è esasperata. Si tratta della terza spaccata in appena 4 mesi, la prima a novembre, quindi le ultime 2 a distanza di meno di un mese l'una dall'altra. Sì, purtroppo la terza spaccata, sì, io dico senza senso perché la cassa è super vuota, perché non mettiamo più niente e non avevamo comunque niente. Forse sono allettati dalle vetrine, non so neanche cosa pensare. Tra ladri, banditi, malviventi e sbandati oramai si è sparsa la voce che Mestre è diventato il paese dei balocchi, dice, dove chi delinque resta impunito e libero, continua esasperata. Deve invece passare un altro messaggio forte e deciso da parte di istituzioni e forze dell'ordine, come la maxi retata contro lo spaccio e il degrado del luglio 2018. Commercianti e residenti devono riappropriarsi della loro Mestre, conclude. Secondo me qualcosa è servito. Facciamo una cosa alla base, perché questi comunque continuano. Stasera ritornano, domani ritornano, non è che ci sono regole. Qua adesso telecamere, antifurto, cosa serve? Se ci riappropriamo del territorio, certe cose vanno a svanire perché ci sono zone completamente deserte, a dirlo il presidente di Confcommercio Mestre e di Marghera, commentando le spaccate degli ultimi mesi. Il problema è che c'è anche molta desertificazione e quindi è difficile anche il controllo della città, perché non bastano le forze pubbliche che possono girare di notte. E dopo c'è un abbassamento, è brutto dirlo, ma un abbassamento della qualità dei furti, perché abbiamo sempre subito spaccate o furti nei negozi, ma una volta venivano per rubare qualcosa, adesso vengono per rompere, perché non trovano niente dentro queste attività o pochissime cose, 5, 10, 20 euro sul registratore di cassa e fanno 1.000-2.000 euro di danni alle strutture. All'indomani dei 3 arresti da parte della polizia locale e delle dichiarazioni del sindaco Brugnaro che chiede vengano modificate le leggi e ci sia maggiore repressione, anche i rappresentanti dei commercianti intervengono sulla questione evidenziando un altro aspetto. In periferia è ancora peggio, perché se lei fa un giro per Mestre, per Marghera, per la città, ci sono decine e decine di negozi sfitti e chiusi.
non c'è più luce nelle strade, c'è un negozio su una via e quindi è anche più facile per il ladruncolo fare la spaccata, perché non c'è nessuno a controllare. C'è un passaggio della guardia notturna, ma non ci sono 10 negozi che ci sono 10 passaggi. E quindi diventa anche proprio un problema di desertificazione delle città. Riappropriarsi del territorio potrebbe essere una delle soluzioni a questa piaga. Abbiano degli effetti demoralizzanti per chi opera, per chi lavora. Ma il consumatore ci fa un caso forse relativo. Certo che abbiamo bisogno, probabilmente per evitare anche queste cose, di avere un maggiore insediamento in città di attività, perché è sempre il solito discorso: se ci riappropriamo del territorio certe cose vanno a svanire. Proseguono in lista di Spagna i lavori di ripristino dopo la rovinosa rottura di un tubo portante dell'acquedotto. Ancora presto per la conta dei danni, che comunque sono ingenti per alcuni commercianti. In lista di Spagna si lavora senza sosta con l'obiettivo di tornare il prima possibile alla normalità. Per quantificare i danni è ancora presto. Di sicuro c'è chi alla sua attività ne ha subiti parecchi dopo il passaggio impetuoso di quel torrente sgorgato improvviso dalla falla scoppiata in un tubo portante del sistema idrico veneziano. Un torrente che si era fatto precedere da poche, flebili ma inequivocabili avvisaglie. Io ho visto un rigagnolo, però poi andando verso il centro della strada e guardando meglio ho visto che questo rigagnolo stava diventando un piccolo torrente che è stato sempre un crescente di acqua. Marta gestisce un'attività poco distante dalla voragine che ora si lavora per colmare. Nelle ore frenetiche che hanno seguito la rottura del tubo, una squadra di vigili del fuoco ha anche controllato la stabilità dei palazzi più interessati dall'inondazione. La potenza del fenomeno aveva infatti fatto cedere la strada in vari punti, anche con delle persone sopra. A un certo punto io ho visto la ragazza Quarzia che purtroppo gli è ceduto i masegni sotto i piedi e quindi d'istinto mi sono buttato perché vedendo una ragazza in acqua bisogna non ragionare e salvarla. Senta, quanto era profondo sotto? Io quando mi sono buttato sotto non ho sentito quasi niente. Il canale, che anticamente scorreva dove ora c'è lista di Spagna, fu interrato a metà dell'Ottocento, precedendo di una dozzina d'anni la costruzione della prima stazione ferroviaria che ne ha fatto un asse pedonale portante e sempre più trafficato del tragitto verso il centro di Venezia. Alberto, che qui gestisce un albergo, pensa a come sarebbe andata se, ad esempio, fossimo stati in una giornata di carnevale. Sarebbe stato abbastanza grave, perché l'acqua, abbiamo fatto più o meno una stima, è fuoriuscita per più di un'ora. Fallito anche l'ultimo tentativo di incontro con la Regione. I medici di famiglia aderenti alla FIMIC proclamano da oggi lo stato di agitazione. Si va verso la sanità privata anche nella medicina territoriale. Hanno spiegato il rischio è che alcuni territori restino privi di assistenza. Abbiamo provato di tutto come FIMG, responsabilmente e con molta pazienza, di interloquire con la Regione. Ieri abbiamo avuto un incontro su nostra richiesta con l'assessore, abbiamo capito che abbiamo fatto pochi passi avanti. È muro contro muro tra Regione e i medici di famiglia aderenti alla FIMG, il 70% dei circa 3.000 professionisti veneti che dopo l'ennesimo nulla di fatto hanno deciso di passare all'azione. Ci si è promessi di ritrovarsi all'ennesimo tavolo tecnico per l'ennesimo documento. Ecco, questo gioco al massacro noi non ci siamo più e quindi ecco perché lo stato d'agitazione che parte da oggi e che presume un'interruzione dei rapporti con la Regione e con le aziende sociosanitarie. Vogliono spiegare cosa accade a sindaci e cittadini. Non si parla ancora di sciopero per responsabilità nei confronti dei pazienti. Il rischio è la privatizzazione della sanità veneta. Dove si infilano tutti i soggetti privati, societari, società finanziarie, cooperative più o meno, associazioni, dove non c'è la gestione della sanità e il controllo di qualità anche di questi soggetti, c'è un mercato che è il contrario ovviamente della qualità e dell'appropriatezza. E
Sembra che questa sia una volontà regionale, perché tutti questi soggetti hanno campo libero, non hanno condizionamenti, non hanno controlli, offrono prestazioni anche surrogate che scimmiottano un po' la medicina generale. Tra i problemi la mancanza di medici di medicina generale. In Veneto, dati FIMG, sono stati banditi a concorso 701 posti, 377 sono quelli ancora vacanti, con punte del 76% nel bellunese. C'è questo grosso problema che riguarda un po' tutte le province, ma è particolarmente evidente in quella di Belluno, che sappiamo essere una provincia molto vasta, con popolazione sparsa, con la necessità che il medico di famiglia debba avere più ambulatori. 8.300.000 le prestazioni offerte ai pazienti nel 2022 solo nella provincia di Padova, ambulatori che non sono mai rimasti chiusi neppure in piena pandemia, con i medici che rivendicano l'appropriatezza delle loro prescrizioni, per cui ricevono un premio dalle ULSS a obiettivi raggiunti. Ci vengono anche retribuiti questi obiettivi, per cui non si capisce qual è la verità dentro questa situazione, perché o da una parte siamo inappropriati e altrettanto impropriamente la Regione attraverso le aziende ci riconosce dei soldi, oppure significa che non è vero che siamo inappropriati. A 50 anni dalla promulgazione della legge speciale per Venezia nasce C16A, un coordinamento di comitati, associazioni e personalità per riscriverla in base alle nuove esigenze della città. La salvaguardia di Venezia e della sua laguna è dichiarata problema di preminente interesse nazionale. Articolo 1, comma primo, della legge speciale per Venezia, promulgata con le firme del Presidente della Repubblica Giovanni Leone e del Consiglio Giulio Andreotti il 16 aprile 1973. A pochi giorni dal mezzo secolo di vita della norma nata per la salvaguardia artistica, socio-economica, ambientale e idraulica di Venezia, C16A è un coordinamento di associazioni, comitati e singoli cittadini che si sta formando per recuperare il senso profondo di quella legge. Se veramente questa legge dovesse essere rifinanziata come si spera da quando è stata fatta richiesta nel 2020, vorremmo che queste risorse fossero impiegate in modo capillare innanzitutto, non grandi progetti, ma in modo capillare, puntuale, ma che venga soprattutto ascoltata la cittadinanza, le persone che ci vivono, che hanno interesse nella cura di questa città perché la vogliono vivere, non vogliono lasciarla. Emanuela Vassallo è presidente della sezione veneziana di Italia Nostra, un'associazione in prima linea nella salvaguardia di Venezia dal 1959. Le adesioni arrivano anche dalla terraferma. Anna Forte, ad esempio, è presidente dell'associazione Amici del Parco di San Giuliano. È ovvio che più cittadini mestrini riusciranno a capire cosa era stato progettato sulla gronda lagunare, cos'era il Parco di San Giuliano nella versione del piano guida di Mambro, più potranno partecipare, come hanno già fatto, per chiedere all'amministrazione un'attenzione rispetto alla salvaguardia in una zona che è l'unico sito UNESCO della città di Mestre, cioè il Parco di San Giuliano è inserito nel sito UNESCO Venezia e la sua laguna. I primi passi saranno un momento di approfondimento della legge e una manifestazione dalle 15 di domenica 16 aprile in Campo Sant'Angelo. Quello che noi temiamo è che i fondi della legge speciale vengano poi devoluti per altri progetti che non hanno nulla a che fare con i problemi della gente, dei cittadini e dei loro bisogni, con finanziamenti di opere che non c'entrano nulla per affrontare, per risolvere i problemi della casa, del lavoro, dei servizi e dei trasporti dei cittadini di questo comune. Sono favorevoli le prime reazioni politiche alla nascita del coordinamento per raccogliere un ampio fronte capace di adattare la legge speciale per Venezia alle nuove esigenze, aperture anche dal sindacato. La città ha bisogno di avere un minimo di autonomia legislativa, quindi se rivedere la legge speciale portasse anche a questo, dico su alcuni temi specifici, la laguna non ce l'hanno tutti in Italia,
ce l'abbiamo solo noi e questa specificità deve esserci riconosciuta anche a livello legislativo. Deborah Onisto è capogruppo di Forza Italia in Comune a Venezia e a dire il vero anche l'unica esponente della maggioranza ad aver risposto all'invito raccolto da tutti gli altri rappresentanti di lista di Cafarsetti a partecipare a quel progetto di rinnovamento della legge speciale per Venezia sulla base delle nuove esigenze cittadine. Un progetto inclusivo e trasversale. Daniele Giordano è segretario generale della CGIL di Venezia. La legge speciale deve riguardare anche il lavoro, deve riguardare il lavoro in questa città, in questo comune, quindi se la riflessione è cambiamo i contenuti della legge speciale, apriamo una discussione più ampia, non solo sulle risorse, ma per fare in modo che Venezia torni anche città del lavoro, noi siamo molto disponibili al dialogo e al confronto. Il fronte è lanciato nella sede veneziana di Italia Nostra e aperto anche alle adesioni di singoli cittadini, oltre che di comitati, associazioni e partiti politici. Mi pare veramente una bella iniziativa e soprattutto su un tema importante, perché appunto c'è un coordinamento dal basso, che è sempre una cosa positiva in una città che ha bisogno sempre più di legare quelle che sono le forze politiche tradizionali con appunto associazioni, comitati, gruppi informali di cittadini che si impegnano per il futuro della città. Tutto ciò che riguarda la salvaguardia della laguna di Venezia non può che essere accolto con favore dal Movimento 5 Stelle. Credo che non ci saranno grossi problemi per la sottoscrizione del manifesto. In quanto riguarda la manifestazione, noi sicuramente ci saremo per sensibilizzare tutta la popolazione di quelle che sono le criticità dell'ambiente veneziano. La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 1,5 milioni di euro per sostenere il settore della ceramica artistica e del vetro di Murano nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina. Il regime prevede che gli aiuti assumano la forma di sovvenzioni dirette. Il suo obiettivo è quello di sostenere il fabbisogno di liquidità delle piccole e medie imprese stabilite nell'isola di Murano, colpite dal forte aumento dei prezzi del gas naturale e dell'elettricità legato all'attuale crisi geopolitica. L'aiuto approvato secondo il quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato non supererà i 2 milioni di euro per imprese e sarà concesso entro il 31 dicembre 2023. Ed ora parliamo invece di meningococco. Il 5-10% della popolazione è positivo asintomatico, in assenza di tampone non sa di aver contratto il batterio. Nel veneziano comunque la situazione non desta al momento alcuna preoccupazione. Infezione da meningococco a Venezia. Emerge che pur essendo molto diffuso tra la popolazione, in tanti, in assenza di tampone, non sanno di essere soggetti colpiti, pur lamentando talvolta malessere e altri sintomi, con il 5-10% dei soggetti che possono essere portatori asintomatici del batterio nel nasofaringe. Se noi andiamo a fare i tamponi nella gola alle persone troviamo un'alta diffusione del meningococco. La situazione tuttavia non sembra destare particolare allarme né preoccupazione, visto che nel veneziano fortunatamente al momento non si sono verificati casi di malattia invasiva. A tutt'oggi nella nostra realtà non ci sono casi manifesti, quindi tutta questa attenzione noi ci stiamo ponendo attenzione alla vigilanza, ma non stiamo portando avanti nessuna operazione di contenimento. Però la possibilità che questo sviluppi malattia è molto ma molto bassa. Per ridurre il rischio di danni permanenti o peggio di morte, la vaccinazione continua a rappresentare il mezzo più efficace. Noi stiamo procedendo con le vaccinazioni dove sono previste e naturalmente qualora si dovessero manifestare casi del tipo mettere in atto tutte le misure che sono state messe in atto anche nelle altre realtà, cioè le profilassi sulle persone che sono entrate in contatto eventualmente con il caso. I carabinieri hanno liberato e messo al sicuro quel gufo costretto a farsi scattare i selfie con i turisti sul ponte dell'Accademia e che era stato salvato dagli agenti della polizia locale che l'aveva poi consegnato ai veterinari dell'US3 per poi riprenderlo in consegna. Il gufo veniva utilizzato dal proprietario ucraino per attirare e adescare i turisti che poi pagavano per farsi foto. Quando è stato preso era stremato, ora su disposizione della procura è stato portato al Pettirosso di Modena dove ha trovato un ambiente adeguato. Il proprietario è stato denunciato.
E inizia questa sera con la partita Osasuna Athletic Bilbao, l'appuntamento con il grande calcio spagnolo su Telenord Est. Domani sera invece sarà la volta di Real Madrid-Barcellona, il classico della Liga Spagnola. Il gruppo Media Nord Est ha acquisito in esclusiva in chiaro i diritti per la fase finale della Coppa del Re, l'equivalente italiano della Coppa Italia. Le squadre spagnole più forti impegnate per conquistare il prestigioso trofeo saranno visibili comodamente da casa grazie al gruppo Media Nord Est, che li trasmetterà nel suo canale Telenord Est, da sempre votato al calcio e allo sport. 5 sfide imperdibili. Si parte questa sera alle 21 con la sfida fra Osasuna e Athletic Bilbao. Giovedì sarà la volta del match più atteso per gli amanti del calcio, il classico, ovvero il derby spagnolo per eccellenza fra Real Madrid e Barcellona. E questa era la nostra ultima notizia. Vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. A Venezia per le tue compravendite Venis Immobiliare Cera, agenzia leader. Benvenuti al Meteo. Il mese di marzo prosegue con uno scenario meteorologico decisamente movimentato. Una perturbazione interessa il nostro territorio. Vediamo il dettaglio di giovedì. Sul Veneto sarà molto nuvoloso al mattino con precipitazioni da diffuse a sparse. Nel corso del pomeriggio progressivo esaurimento delle piogge fino a risultare assenti ovunque entro fine giornata e non è esclusa anche la comparsa di qualche schiarita. Forti venti di bora in attenuazione con il passare delle ore. Le temperature saranno stazionarie o in lieve aumento, minime tra 1 e 5 gradi, massime tra 8 e 11 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo variabile e sarà possibile qualche precipitazione sparsa, ampie schiarite dal pomeriggio sera. Venti sostenuti da nord-est, temperature minime tra 3 e 6 gradi, massime sui 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove al mattino saranno possibili dei piovaschi per lo più deboli e sparsi, migliorerà poi nel corso del pomeriggio. Temperature minime intorno ai 2 gradi, massime sui 9-10 gradi all'incirca. Dal Meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. A Venezia per le tue compravendite Venis Immobiliare Cera, agenzia leader.